Inverni caldi, estati fredde, giorni storti, visioni ed opinioni non conformi al mondo che ti invita a morir combattendo per un'ingiusta sorte, circostanze che determinano reazioni inevitabili, pensieri e parole, atleti e pigri attori, vinti o vincitori, che importa? La fine è sempre quella, diverse strade per una stessa meta. L'effimeratezza e la caducità fanno così paura che ognuno per combatterle inventa un'apparente cura, come me, che per combattere la pioggia, un'alluvione, un temporale, infinite gocce ho provato a vincere immaginando il sole. Ma certe gocce non le puoi più trattenere, son cascate di emozioni dinanzi a dighe fragili, son pianti delle madri pentite per i figli abbandonati, son grida di dolore di un innocente uomo che per non far del male vuole restare da solo, son gocce contaminate da miriade di peccati compiuti o sorpezzati. C'è chi compie buone azioni solo per essere ringraziato, c'è chi uccide le emozioni mettendo al primo posto il denaro. C'è chi uccide, viene ucciso e si uccide per cosa? Il denaro. Troppo facile prendersela con dei fogli di carta che ti daranno ascolto senza mai rispondere e reagire. Troppo difficile prendersela con voi e sapere che tra voi ci sono anch'io, che non faccio il mio dovere, fingendomi incapace di intendere e volere. Noi, che siamo fascisti, religiosi o comunisti, che importa? Siamo benefattori ipocriti, pigri ed egoisti. Siamo portatori di guerre ed avidi di carni. Siamo sempre in compagnia, ma soli dalla nascita. Siamo anime morte, dentro corpi in crescita.